Buongiorno a tutti, eccoci qua a conclusione del foro Pimes 2025 che si è tenuto qui a Castelbrando con il nostro presidente Mario Pozza. Parliamo di questo evento che ha suscitato parecchio interesse sull'internazionalizzazione e un po' di dati sull'internazionalizzazione visto che siamo ormai in chiusura dell'anno. Ma direi che è stato un evento importante perché avevamo qui i paesi dell'America Latina, del Centro America, con dei paesi focus come l'Argentina, il Cile, la Colombia, l'Uruguay, in modo tale da dare delle opportunità alle nostre imprese per ampliare il loro parco clienti, i loro investimenti in questi paesi. Oltre che è il convegno di apertura, abbiamo portato in 15 aziende, dalle piccole alle grandi, in più settori, dall'agri-food al settore della meccanica, al settore del biotech, e quindi hanno avuto l'opportunità di vedere effettivamente come si produce, la qualità dei nostri prodotti e le potenzialità che ci sono nella grande impresa e soprattutto nella piccola impresa, che è un modello e un punto di riferimento per questi paesi, come lo è qui in Italia per noi. Ecco, a proposito di piccola e media impresa, cosa può fare la Camera di Commercio se una di queste imprese vuole o ampliarsi in un nuovo mercato o proprio ampliarsi nel mercato estero? Ma noi possiamo dare tutto quel supporto che serve, per affrontare questi mercati dal punto di vista dell'assistenza, ossia c'è la rete delle camere di commercio italiane all'estero, lo ricordo sono 86 in 63 paesi, che vivono lì questi imprenditori, questi amministratori di aziende che quindi ti accompagnano nella tua operazione di investimento, di esportazione o altro. Oltre a questo poi c'è Simest e ICE che con strumenti finanziari di assicurazione come SACE o di sostegno come ICE, Cassa Depositi e Prestiti, quindi c'è tutta la rete del sistema Italia e quello che dico sempre, affrontiamo i mercati sapendo dove si va, come si va, perché altrimenti ci si fa male. Ecco, questo è un aspetto importante, sapere come andare, dove andare, per cui la Camera di Commercio può essere un supporto anche per tutte le varie Camere di Commercio che tra l'altro su TG Plus abbiamo intervistato per vari motivi e quelle all'estero, per cui come un imprenditore può prendere informazioni su questo? Ma affrontando, cioè visitando i nostri siti, le nostre attività, ad esempio facciamo spesso degli incontri di formazione con l'Agenzia delle Dogane, perché non tutti i paesi sono uguali, ci sono dei paesi dove il digitale tu puoi esportare così, ci sono i paesi che ancora vogliono i timbri, ma solo per citare un piccolo esempio, però c'è una formazione anche all'interno, che facciamo in Camera di Commercio e quindi o sentire le proprie associazioni o i nostri siti per avere queste informazioni credo sia la miglior cosa da farsi. Assolutamente. Prossimi eventi? Prossimi eventi abbiamo in cantiere un forum con l'Asia, il sud-est asiatico, si parla della tarda primavera, stiamo verificando come mettere in campo questo perché è l'altra area del globo che può dare soddisfazione. Solo 2 paesi fanno 3 miliardi di abitanti, però, il made in Italy davanti a sé ha delle praterie, come dico, ma bisogna saperle affrontare e bisogna verificare bene dove si vuole andare e se ci sono le potenzialità per i prodotti che vogliamo esportare. Non bisogna andare a 360 gradi, bisogna fare la verifica a 360 gradi e scegliere il settore che si vuole investire.